Nella mattinata di oggi, presso il Teatro Pirandello di Agrigento, si è svolta un'esercitazione semestrale della struttura di negoziazione di primo livello della Questura di Agrigento. È stata un'esercitazione della Polizia di Stato finalizzata all'addestramento e all'aggiornamento professionale del personale specializzato nella gestione delle situazioni di crisi. L'attività ha consentito di testare procedure operative, capacità di coordinamento nella gestione di situazioni di crisi complesse, confermando il ruolo strategico della negoziazione quale strumento per la risoluzione degli eventi critici. La struttura di negoziazione della Questura di Agrigento, istituita nel 2023, è composta da personale specializzato appartenente a diversi uffici della Polizia di Stato, operando in sinergia con le squadre interventi critici impegnate nel supporto delle attività negazionali. L'esercitazione di oggi rappresenta un importante momento di verifica e aggiornamento professionale finalizzato a garantire elevati standard di efficienza operativa e di tutela della sicurezza pubblica. Per consentire il regolare svolgimento sono state adottate temporanee modifiche alla viabilità dell'area circostante il Teatro Pirandello. In particolare, durante lo svolgimento l'area interessata è stata interdetta al traffico secondo le modalità e gli orari stabiliti nell'apposita ordinanza.